Salve a tutti, qui è Nelgen, sono qui oggi per commentare una nuova partita che mi è stata richiesta da un mio amico chiamato Accio. Ecco qui, ci troviamo sul campo di battaglia, il mio esercito è abbastanza numeroso, è abbastanza esperto, poiché posseggo diverse truppe veterane. Innanzitutto possiamo vedere che nelle prime linee ho monaci guerrieri con arco e samurai Daikyu. Ovviamente ho dietro gli ausiliari con Naginata, una nuova unità abbastanza forte perché ha un rapporto qualità-prezzo davvero ottimo. Successivamente i samurai con Naginata dietro e le solite truppe da corpo a corpo, ovvero i samurai con katana, alcuni potenziati dove ho dato diversi nomi, come per esempio corazzieri, guardiani della neve, eccetera. Successivamente al lato destro abbiamo gli Ashikaru con moschetti a miccia di livello 1, seguiti da samurai con naginata per evitare eventuali cariche di cavalleria. La mia cavalleria, come possiamo vedere, è composta da due unità, cavalleria di fuoco e cavalleria con katana, che sono scesi al fine di conquistare questo santuario che serve per aumentare il morale di uno a tutto l'esercito, molto importante e fondamentale per vincere una battaglia. Mentre l'esercito del mio nemico è composto da unità di cavalleria nettamente superiori alle mie, da unità di samurai con yari e nelle retrovie possiede samurai con katana a volontà, il generale chiamato Augustus, samurai con yari assolta nelle retrovie e un'unità di arcieri chiamata comunque Bow Monk di livello 7. Successivamente Ashikaru con moschetti a miccia per difendere l'unità con katana. Ed ecco che avviene la prima schermaglia tra i monaci nemici e i miei monaci e i samurai con Daikyu. Ecco, arrivano le prime frecce infuocate sul nemico che, ben protetto dalla foresta, rimane invisibile per alcuni momenti ai miei arcieri, però nonostante tutto avviene la schermaglia. Per ora vi è una situazione di parità. Intanto la mia cavalleria ha conquistato il dojo, il santuario, e ritorna dietro il generale. Ed ecco i samurai Daikyu si avvicinano nel boschetto. Attraverso il boschetto cercano di colpire i monaci di lato che stanno appunto vincendo la schermaglia contro i miei monaci che sono di livello inferiore. Ed ecco che inizia questa schermaglia, anche grazie all'abilità dei miei samurai con Daikyu livello 9. Cerco di vincere questa schermaglia e poi successivamente la vincerò, poiché riuscirò a spedire al nemico un'ondata di frecce fischianti, come appunto ho fatto, mentre il nemico resta in attesa della schermaglia. Anche io faccio lo stesso, perché i miei samurai Daikyu scoccano le frecce sul nemico che si ritira nel boschetto per evitare notevoli perdite. Infatti in l'unità il morale ne risente, infatti in grande svantaggio, mentre l'esercito nemico attende. Intanto tengo i miei Ashikaru con moschetto a miccia su questa collina, proprio per evitare che il suo esercito avanzi, e in tal caso lo bersaglierei con dietro i samurai con naginata per evitare che la sua cavalleria distrugga i miei Ashikaru con moschetto. La mia cavalleria è nelle retrovie del mio esercito per eventuali attacchi ai lati. Ed ecco che ancora avviene la schermaglia, le unità del nemico stanno per essere distrutte, ed eccole nella foresta. Le frecce trapassano gli alberi e uccidono diversi nemici.
I samurai Daikyu sono notevolmente superiori di livello, infatti riescono a vincere la schermaglia anche aiutati dai monaci guerrieri con arco. Infatti il generale nemico incoraggia i suoi monaci anche senza speranza per aumentare la capacità di tiro e quindi l'abilità nella ricarica, la precisione e portata, ma iniziano a cedere, infatti la bandiera inizia a lampeggiare, quindi il morale ne risente davvero molto. Così inizia a spostare le sue unità di samurai con katana sul frontone sinistro, mentre io, per contrastare la sua mossa, sposti i miei Shikaru con moschetta a miccia nel bosco seguiti dai samurai con naginata. Ed ecco, intanto ormai le sue truppe da tiro stanno per essere finite. Tanto i miei samurai Daikyu cambiano bersaglio per bersagliare gli Ashikaru con moschetti. Una delle nostre unità ha esaurito le munizioni. Infatti, dopo notevole frecce, le mie unità hanno esaurito le munizioni, infatti le userò successivamente in un combattimento corpo a corpo. Ed ecco che si avvicinano le sue unità di Ashikaru con moschetto per evitare perdite nel mio tempo peie, ovvero i miei samurai Daikyu li ritiro perché sono abbastanza vicini agli Ashikaru con moschetto, e lui praticamente inizia a correre mentre bersagliato dai miei Ashikaru con moschetto e dai miei monaci con arco, e avanza. Anche tutta la cavalleria avanza sul frontone destro, seguita da tutti i samurai con yari e la fanteria con katana. Ed ecco che i miei monaci si ritirano immediatamente poiché ho attivato la modalità schermaglia. Consiste nel ritirarsi appena un nemico è troppo vicino, e così si avvicina sul frontone destro. Mando i miei samurai con naginata per contrastarli e mando successivamente tutto il mio esercito di spade, ovvero di katane, per scontrarsi con il suo. Mentre i miei monaci lo bersagliano, i miei monaci con arco, avviene la schermaglia. Anche gli ausiliari con naginata si scontrano poiché si ritrovano in prima linea. Il mio generale è messo in modalità fino alla morte per aumentare l'attacco corpo a corpo e tutte le varie caratteristiche. Mentre sul frontone destro la mia cavalleria con katana investe i samurai con yari per bloccarli in modo che vengano bersagliati dagli Ashikaru con moschetto. La cavalleria di fuoco viene fatta scendere per cercare di contrastare i veterani con Yari per avere più vantaggio rispetto ad essi, mentre su questo frontone i samurai con katana e i samurai con naginata si scontrano con gli Ashikaru con moschetto e i samurai con Yari. Quindi vediamo che la battaglia si sta avvolgendo a mio favore. Mentre i monaci, gli Ashikaru con moschetto bersagliano la cavalleria, avviene questo scontro e le mie unità iniziano a cedere perché, non essendo unità specializzate nel corpo a corpo, in questo caso arcieri, ne risente quindi questo fattore. Quindi sposto gli Ashikaru con moschetti sul frontone destro ai lati della cavalleria per colpirli di lato, per evitare di colpire la mia unità. Mentre sul frontone del bosco rimangono solo i samurai con Yari, poiché i samurai con naginata a livello 5 hanno spazzato via gli Ashikaru. Successivamente l'unità di corazzieri si muove in avanti, l'ho persa di vista, e quindi si muove errante verso il frontone opposto, mentre in questo preciso momento il generale nemico viene bombardato da queste frecce incessanti, infuocate, e come possiamo vedere sto per vincere lo scontro, poiché le mie unità sono molto più potenti delle sue, anche se tiene unità livello 9, grazie alle frecce il mio generale in modalità fino alla morte lo distruggo. E così la battaglia vinta. Grazie a tutti per la visione di questo video. Qui è Edorvan Ergen, ciao a tutti.